fatto scuola rispetto a Parigi, addirittura in diretta concorrenza. Abbiamo detto prima fuori onda, parlavamo del chissà come sarebbe stato vivere 200 anni fa per una donna, però alla fine la donna veneziana era comunque valorizzata. Certo, buonasera a tutti intanto. Io sono Giustina Renier, sono vicepresidente sia del 16° Reggimento a Treviso che ho un'altra associazione che si chiama Incantato. Che se non sbaglio anche la voce del video, esatto. Anche... Allora ci adoperiamo per portare cultura. Noi portiamo anche musica, prosa, poesia per le piazze. Qui questa sera sono anche in compagnia di un'altra associazione, l'Esprit Libre, che invece fanno bella mostra del Settecento, dei vestiti del Settecento. Solitamente vanno nelle ville e fanno le loro manifestazioni. Allora parlavamo di donna veneziana, di donna veneta. Possiamo parlarne una puntata intera di donne veneziane. Allora noi intanto ci focalizziamo nel Settecento. Il Settecento fu un secolo di rinnovamento. Spiravano i venti dell'illuminismo in tutta Europa e quindi portavano a una diversa condizione della donna in tutta Europa. Venezia però era già avanti per questo. Possiamo ben dire che le donne veneziane avevano molto potere, qui parliamo di nobiltà veneziana ovviamente, di patriziato, erano spinte dai loro padri, dai loro mariti a portare avanti, a fare delle cose che in altre parti d'Europa non facevano. Dobbiamo dire subito intanto che le donne a Venezia ereditavano come i loro fratelli maschi, quindi avevano il diritto all'eredità. Marco Polo da questo punto è stato un antesignano. Perfetto. Poi un'altra cosa, potevano andare a testimoniare a giudizio, se erano chiamate nei processi, la donna aveva il diritto di parlare. Avevano il diritto ad una dote adeguata, congrua al loro stato sociale. Poi potevano aprire, qua ascoltatemi bene, le imprese economiche, potevano essere delle imprenditrici. Quindi era dato alla donna la possibilità di aprire un'impresa economica. Poi, un'altra cosa ancora, potevano fare prestiti e ricevere prestiti. Potevano dare in locazione dei locali o prendere in locazione. Pensiamo quanto avanti a Venezia a questo punto. Abbiamo avuto signori grandi donne, io vorrei nominarne 2 o 3. Allora, iniziamo subito con una che si definiva la prima ministra della Repubblica di Venezia. Parliamo di Caterina Dolfin-Tron. Caterina Dolfin-Tron, in seconde nozze, si sposa al procuratore della Repubblica di San Marco, Andrea Tron, ne avrete sentito molto probabilmente parlare, che ha corso anche come doge, però poi è stato scavalcato dal penultimo doge Renier. Bene, io Caterina Dolfin-Tron potrei parlare tantissimo, voglio solo dire una cosa, è stata nominata patrona dell'Università di Padova. Noi sappiamo tutti, signori, che la prima donna laureata al mondo è stata una veneta, una veneziana, Lucrezia Piscopia Corner. Sappiamo benissimo che nell'Università di Padova c'è la statua di Lucrezia. Beh, la statua è stata messa da Caterina Dolfin-Tron. Ha voluto lei che nell'Università di Padova fosse posta la statua della prima donna laureata al mondo. Poi un'altra cosa, un altro personaggio, abbiamo Elisabetta Caminer, che fu la direttrice di un giornale, forse una delle prime donne direttore di un giornale in Europa. La prima in assoluto è stata un'americana nel 1738. Ha diretto un giornale, si è occupata ovviamente di casi di donne ed è stata proprio una giornalista. Poi abbiamo avuto una pittrice, famosa pastellista, famosa in tutta Europa, Rosalba Carriera. Rosalba Carriera, vi ricordo che prima di essere una pittrice era un'imprenditrice, quindi lei con le sue sorelle ha aperto un negozio a Venezia di pittura, ha dipinto, i dipinti di Rosalba Carriera si possono trovare in tutta Europa. Ha dipinto il re Luigi XV da bambino, è stata ospitata alla corte di Versailles, è stata ammessa a un'accademia in cui non venivano ammesse le donne, la prima donna in Europa, e potrei averne altri casi.